È vero che qualcuno sta strumentalizzando queste mosse come qualcosa di propedeutico alla giornata del voto. Su questo tema c'è poco da strumentalizzare, anzi i fatti parlano chiaro. Da una parte ad un governo che in maniera contraddittoria, quando faceva campagna elettorale ed era all'opposizione, diceva di eliminare le accise, cosa che poi non ha fatto, tradendo quelle promesse elettorali. Oggi ci vincola le forniture costosissime americane, ha aumentato all'inizio le accise per quanto riguarda il gasolio. È chiaro che oggi, quando interviene soltanto sotto le elezioni di un referendum con una riduzione delle accise soltanto per 20 giorni, è chiaro che la cosa acquista il sapore puramente elettorale. Uno, perché non è intervenuta prima. Due, perché è stata lei stessa ad aumentare le accise, che oggi invece è costretta a ridurre. Tutti i cittadini si ricordano le sceneggiate fatte proprio dalla Meloni quando si trovava vicino alle pompe di benzina e diceva di voler eliminare le accise, cosa che poi non ha fatto.